And where's that shiny car? And did it ever get you far? Chi la pallavolo la vive e la conosce da un bel po' di stagioni sicuramente ricorderà l'Este dei tempi d'oro, quello della Serie B. Sono passati ormai più di 25 anni, come ci spiega Gabriele Petranzan. Sono i 7 anni di Serie B che abbiamo fatto qui a Pallavolo Este, l'ultimo campionato risale all'86, l'ultimo anno dove anche Nicola Agricolo, il nostro presidente, all'epoca 17enne, l'abbiamo portato nell'ultima trasferta della squadra a Berlino. Siamo andati a giocare un torneo a Berlino con 250 squadre e abbiamo vinto. Nicola per la prima volta ha iniziato a giocare con la Serie B. E proprio quel Nicola Agricolo partecipò poi nel beach volley alle Olimpiadi di Atlanta con la maglia azzurra e diventò poi presidente della Pallavolo Este. Ho preso l'incarico 2 anni fa come presidente. Il mio obiettivo è stato quello comunque di circondarmi di persone di cui avevo fiducia. E mi sono guardato alle spalle, ho pensato ai miei vecchi compagni gloriosi degli anni 80 della Serie B e pian piano sono riuscito a convincere un po' di persone a tornare, fra cui Maurizio Marchetto, Fagionato Roberto. Quest'anno siamo riusciti a riportare un grande allenatore della vecchia pallavolo che è Graziano Nigido e penso che a mio avviso è veramente importante avere delle persone che comunque hanno giocato a pallavolo e conoscono bene lo spirito, sia a livello tecnico ma anche a livello umano. Ma la pallavolo è vera storia del passato sportivo di Este. Il tutto iniziò nel 68, quando Mario Filon ed un paio di amici fondarono la nuova società sulle ceneri della Fulgor. Ci siamo guardati un po' in faccia e abbiamo detto: ma adesso cosa facciamo? E io con altri 3-4 ragazzi giovani della pallavolo, della futura Pallavolo Este, ci siamo date le mani attorno e così abbiamo iniziato a fare sport per i giovani. Ed è proprio il caso di dire che quel progetto ebbe un grosso seguito. Oggi, a livello giovanile, è l'Under 18 femminile a far parlare di sé. È un progetto iniziato subito a settembre e devo dire la sincera verità, con l'Under 18 stiamo facendo un campionato con l'annata 94-95. Noi potevamo fare il campionato di Under 16 e forse essere a ridosso delle prime. È stata una scelta, diciamo, societaria con l'allenatore per svezzare questo gruppo e portarlo, speriamo, fra un paio d'anni a essere a ridosso delle famose prime, fratte, pool volley, eccetera eccetera. Per partire con il progetto Under 18, ad inizio stagione la Pallavolo Este ha messo in piedi un lavoro differenziato. Io ho fatto una specie di aiuto allenatore per l'Under 18 e ho praticamente seguito alcune delle ragazze che erano rimaste un po' indietro rispetto al gruppo base, insomma, della squadra e insomma stiamo cercando di reintegrarle un po' in tutto il gruppo, così riescono a essere allo stesso livello, insomma. Ed oltre all'Under 18, a Cascata, ad Este, si dice un gran bene delle altre categorie giovanili femminili. Sicuramente le possibilità ci sono, anche nelle squadre più piccole, già a partire dall'Under 12 ci sono molte ragazze brave che secondo me in un futuro potranno essere giocatrici forti. Attenzione però a non ridurre il lavoro di questa società a sola pallavolo. La prima cosa che ho fatto, preso l'incarico, è stato di variare lo statuto e ho aggiunto, oltre all'attività di pallavolo, quella di beach volley. Infatti penso che siamo l'unica società che nello statuto svolge l'attività di pallavolo e di beach volley. Abbiamo grossi obiettivi per quest'estate, sto già parlando con dei dirigenti a livello regionale per poter organizzare dei tornei. Stiamo parlando con il comune e di sicuro organizzerò un torneo presso dei campi che ho fatto in un posto qui vicino a Este, che ho realizzato io personalmente, quindi abbiamo grossi obiettivi per far giocare le persone 12 mesi l'anno a pallavolo e a beach volley.